Andiamo in cronaca con Paterniti al rinvio. Rinvio lungo che cerca sull'auto di destra Codagnone, il suo tocco di testa verso Davide Leo che riconquista il pallone, salta un avversario ma è gamba alta per De Caro e allora il gioco si ferma nuovamente. Partita molto spezzettata da questi interventi da parte del direttore di gara che, come detto, però sta fino a questo momento arbitrando in maniera egregia. Ancora il pallone recuperato dal Città di Messina a centrocampo con Costa che viene addirittura prestato dal direttore di gara, poi Fragapane cerca sull'altra fascia Davide Codagnone, il pallone è impossibile per il numero 9, allora è Polessi a rifare su alla sfera e a far ripartire il Caltagirone con Italiano che cerca in avanti Navanzino, viene pressato da Bombara che mette le mani addosso al numero 11, poi Cardia in acrobazia e riesce a recuperare il pallone fallosamente per De Caro, sembrava nettamente sul pallone per il direttore di gara, però è gioco pericoloso e allora il Caltagirone si riproporrà in avanti con questo calcio di punizione, cerca in questo modo di creare fastidio alla difesa di Mr. Furner, ricordiamo la difesa meno battuta del campionato con appena 6 gol subiti. Sul punto di battuta c'è Ruscica con il numero 10, si allontana infatti Navanzino. Ci sono 3 giocatori al limite dell'area di rigore e un altro che molto probabilmente cercherà l'inserimento direttamente al fischio. Sul punto di battuta ricordiamo Capitan Ruscica per il Caltagirone che mette il pallone in mezzo sul secondo palo, c'è il tocco della difesa del Città di Messina, lamentano un possibile colpo di mano, attenzione che però c'è l'errore da parte del Caltagirone, allora si ripropone in avanti il Città di Messina con lo giudice che deve però attendere l'arrivo di Codagnone, lo fa adesso, ancora Codagnone che si libera sulla destra, prova a mettere il pallone dentro per lo giudice, respinto dalla difesa del Caltagirone. Sussò prova in acrobazia a prendere il pallone che viene nuovamente tenuto da Italiano, viene steso da Costa, non c'è nessun fischio per il direttore di gara. Sussò allora allarga il pallone in avanti, viene riconquistato da Davide Leo, bravo a tenerlo anche in campo, no, e allora l'assistente alza la bandierina, sarà rimessa laterale per il Caltagirone poco dopo il cerchio di centrocampo. Pallone in avanti, è bravo Salvatore Leo all'anticipo, allora Costa può fare ripartire il Città con Cardia in possesso del pallone, arriva allo giudice, un avversario su di lui che lo stende, arriva il fallo un po' ritardato da parte dell'arbitro per questo intervento. Ci sarà un nuovo calcio di punizione per il Città di Messina, vedremo se cercheranno di mettere il pallone in mezzo o se, come spesso accade per Mr. Furner, l'azione ricomincerà da dietro. Alzano il baricentro, chiama la linea alta quelli del Città di Messina. Calcio di punizione su cui c'è Francesco Cardia, il match winner della partita contro il Real Aci. Ricordiamo il gol su calcio di rigore nel secondo tempo dopo l'errore da parte di Rasà nel primo. Ecco Cardia sul punto di battuta. Ci sono Codagnone, lo giudice e Costa al limite dell'area di rigore. Salvatore Leo dall'altra parte, il pallone dentro da parte di Cardia che cerca Codagnone. Attenzione però perché c'è un tocco da parte di Codagnone proprio in area di rigore. Attenzione perché c'è un parapiglia, un giocatore è caduto a terra, un difensore del Caltagirone. Vediamo quale sarà la decisione arbitrale. De Caro si avvicina a Codagnone, ci sono un po' di proteste da parte dei giocatori del Caltagirone, secondo loro Codagnone ha steso di netto il difensore. Vediamo adesso cosa succede, vediamo la decisione se arriverà del direttore di gara. Si avvicina anche Capitan Bombara a cercare di fare da pacere e anche Cardia, gli uomini sicuramente di maggior spicco, di maggior personalità della squadra di Mr. Furnari. Resta a terra un giocatore del Caltagirone. Ancora affollamento in area di rigore. Bisogna sincerarsi delle condizioni del giocatore del Caltagirone per poi ripartire. Nel frattempo cerchiamo di darvi aggiornamenti da quello che succede al Marullo di Visconte. Partita importante, come ricordiamo, per il Città di Messina, quella tra Camaro e Biancavilla. Siamo alla 17ª giornata, il Città di Messina in questo momento è a +1 sul Biancavilla. Ancora aggiornamenti dal Marullo di Visconte. Ricordiamo il fischio inizio era alle 15, quindi solamente 5 minuti. E 0-0 il risultato al Marullo di Visconte.
si rialza il giocatore del Caltagirone, si potrà ricominciare. Viene accompagnato dallo staff sanitario del Caltagirone fuori dal campo, molto probabilmente sarà poi rinvitato all'azione successiva a rientrare in campo da De Caro. Si tratta del numero 5 italiano, caduto in area di rigore, un contrasto con Codagnon. Tante proteste per il Caltagirone. Per il direttore di gara però non c'è nulla, allora si potrà ripartire con il rimessa laterale affidato a Giarratana. Il pallone finalmente rientra in campo, ci siamo fermati per un paio di minuti. Fragapane cerca con il colpo di testa di servire lo giudice, il pallone viene poi riconquistato dal centrocampo del Caltagirone, c'è lo scarico da parte di Genovese per il compagno, la verticalizzazione in avanti, il pallone però è preda di Davide Leo che stoppa la sfera, prova a lanciarla in avanti. Viene riconquistata nuovamente la palla da Sussò, che però alla cieca prova a servire il compagno, il pallone viene riconquistato da Costa solo per un momento, però infatti è Ruscia che cerca in avanti di servire un compagno, poi Fragapane, la palla viene però deviata dalla Manara e allora potrà ripartire l'offensiva da parte del Caltagirone, il colpo di testa da parte di Bombara che serve nuovamente Fragapane, lo scarico su Giuseppe Costa. Cardia vicino al cerchio di centrocampo, cerca in avanti lo giudice, ancora il numero 10 ex Pistonina che salta un avversario, arriva però il secondo che gli riprende il pallone. Caltagirone che allora prova a lanciarsi sulla sinistra, Salvatore Leo però fa buona guardia, il numero 4 esce con il colpo di petto da questa azione offensiva del Caltagirone. Ancora Salvatore Leo sull'auto di destra, prova a cercare spazio, viene attaccato da un avversario, c'è qualche strattonamento, il pallone però viene riconquistato dal Caltagirone che si guadagna ancora rimessa laterale, infatti è l'ultimo tocco è da parte di Salvatore Leo. Siamo al minuto 31 e arriva il primo cambio per il Caltagirone. Molto probabilmente è proprio l'italiano a dover abbandonare il campo. Vediamo chi sarà il giocatore. È il numero 13 Wally, che quindi prende il posto di italiano dopo il contrasto con Codagnon, ha dovuto abbandonare il gioco. Minuto 31, primo cambio per mister Boncompagni. Entra Wally con il numero 13 sul terreno di gioco, il classe 97. Ci sarà una rimessa laterale con cui riprenderà il gioco, affidata al Caltagirone sull'auto di destra. Il pallone viene riconquistato da Ruscia che prova a cercare spazio, ancora Ruscia che cerca il lancio in avanti, Fragapane fa buona guardia, il pallone torna tra i piedi di Giuseppe Costa, Cardia riesce a toccarlo solo per un momento, allora nuovamente Ruscica che cerca in avanti un compagno, Bombara contrasta Conti, ancora Conti che cerca spazio, si guadagna una rimessa laterale il Caltagirone. Rimessa laterale per il Caltagirone, con il pallone che viene messo dentro, Filistad riesce ad allontanare. Ancora Caltagirone in possesso del pallone, c'è un errore per allora Silvestri, può ripartire, cerca in avanti Codagnon, il pallone viene toccato in qualche modo da Codagnon.